Venezia boccia l'idea di far slittare in estate il carnevale previsto per febbraio. Sarebbe come dire al mondo che la città è chiusa, invece è pronta a ripartire. La tradizione deve saper cedere il passo alla sicurezza. Il parere dei veneziani e dei turisti sulla proposta di far slittare il carnevale in estate contro assembramenti e contagi. Nel giorno in cui in Veneto si registra il record di contagi in 24 ore, cresce l'attesa per le decisioni del governo sul ritorno a scuola. Per il governatore Zaia è necessaria una scelta condivisa. La Regione affronta il diffuso problema della mancanza di medici di base nel territorio. Potranno aumentare il massimale degli assistiti, previsto un sostegno economico ad hoc. Per la Speedline di Santa Maria di Sala, fissato il secondo incontro con il Mise venerdì 7 gennaio alle 14, ma per dipendenti e RSU la lotta non si ferma. Al via domani e i saldi invernali, sugli acquisti pesano l'ombra di Omicron e la bulimia di promozioni di Natale. Per Confesercenti budget di 150 euro a persona. La coreografa inglese Caroline Smith a Mestre come testimonial contro la violenza sulle donne, inaugurata la panchina rossa all'ospedale Villa Salus. Il suo appello: denunciate. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, lo avete sentito dai titoli, bocciata dal Comune di Venezia l'idea di spostare alla prossima estate l'edizione del Carnevale prevista nei 18 giorni dal 12 febbraio al 1 di marzo. L'anno scorso, in piena pandemia, i festeggiamenti si erano tenuti via streaming. Se noi annullassimo oggi il Carnevale, il messaggio che uscirebbe nel mondo è che Venezia è una città insicura, che Venezia è una città chiusa e quindi faremo molta fatica a ripartire ad aprile con la Biennale. Bocciata su tutti i fronti da Cafarsetti l'idea di spostare per la prossima estate il Carnevale di Venezia per evitare l'ulteriore correre e dilagare del virus con le sue varianti. Proposta avanzata in queste ore da un medico, Stefano Rigo, referente territoriale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. In realtà nulla di nuovo, visto che l'idea era già stata proposta in epoca pre-Covid, nel 2010, dal compianto Bruno Tosi, già inventore del concorso delle Marie e prima tra gli organizzatori storici del Carnevale veneziano, da sempre evento fiore all'occhiello della Serenissima. Il Carnevale, che per noi è un momento molto importante. Mascherine ed eventi non erano stati cancellati nemmeno l'anno scorso, nel 2021, con il Comune che aveva optato per l'intrattenimento via streaming. L'anno precedente ancora, l'edizione 2020, era stata bruscamente interrotta in corsa, visto l'allarme sanitario in atto. Quest'anno le cose andranno diversamente e nel pieno rispetto delle regole, assicura Venturini. Quello che però vogliamo organizzare è la narrazione di una città che questo Carnevale in qualche modo lo farà con le disposizioni del caso, con gli strumenti del caso, ben sapendo che il Comune di Venezia da sempre è un comune molto attento alle procedure anticontagio, tant'è che Venezia per fortuna ha sempre navigato sotto la media nazionale in termini di contagi e questo è appunto anche un motivo di garanzia. E sull'ipotetico slittamento in estate del Carnevale di Venezia abbiamo sentito il parere di residenti ma anche di turisti. Sebbene discordi i pareri, su tutti prevale il buonsenso. Potrebbe essere un'idea? Potrebbe essere una buona idea per evitare che i contagi risalgano e altri problemi. Sarebbe l'idea per vedere insomma una Venezia anche diversa, no? In estate. Sì, quello assolutamente. Io non sapevo nemmeno che venisse spostato, onestamente. No, non viene spostato, è una proposta, un'idea. Ah, ok. E sì, cioè magari il fatto di evitare di annullarlo totalmente, il fatto di spostarlo potrebbe essere una buona idea. Penso sì, che sia più intelligente ovviamente il Carnevale, magari per i più affezionati in quel periodo. In inverno, Però sì, ci sarebbe farlo anche in estate, magari qualcosa di diverso. Di necessità si fa virtù. Esatto. Sicuramente è un'idea che in questo momento sicuramente spostarlo è sicuramente d'obbligo, data la circostanza e la situazione. Io odio il Carnevale, tra l'altro. Per me potrebbe essere un'idea. No, penso no.
Perché no? Perché carnevale inverno giusto? Non lo so. Lei pensa che è estate meno contagi? Non penso che meno contagi. Sicuramente non rispetta la tradizione, però in questo momento dobbiamo accettare un po' tutto. Sì. Deve essere come il carnevale di Notting Hill. Esattamente, magari sì. Una particolarità sicuramente diversa. E poi ci sarebbe anche più agevolati nella scelta dei costumi in estate, no? Certo, questo probabilmente sì. Persone, turisti ce ne sono, soprattutto durante il periodo estivo. Nel giorno in cui in Veneto si registra il record di contagi, in 24 ore cresce l'attesa per le decisioni del governo sul ritorno a scuola. Per il governatore Zaia necessaria una scelta chiara e condivisa, ma una soluzione, dice, già ci sarebbe. La scuola aprirà o non aprirà? Noi tifiamo tutti perché la scuola apra, ma di certo deve essere la comunità scientifica, dati alla mano, a certificarne la possibilità di aprirla. Cioè, non esiste che la comunità scientifica, e non sono i talk show, sono il comitato tecnico scientifico, entro questa settimana ci dicano se dal 10 si potrà aprire la scuola. L'appello di Zaia alle istituzioni scientifiche è quello di tutte le regioni, chiamate in queste ore a mettere nero su bianco un protocollo definitivo di proposte da portare al governo con le possibili misure per il ritorno a scuola in sicurezza. Bocciata la distinzione tra vaccinati e non, sul piatto ci sono fra l'altro quarantene diversificate per classi d'età e numero di positivi. Tutto da discutere e approvare, ma CTS e Istituto Superiore di Sanità dicono in coro le regioni devono prendersi la responsabilità di decidere su dati certi. Il primo passo chiave, secondo Zaia, è quello della autodiagnosi, avere il coraggio di portare il test fai da te nelle scuole, come si fa in Gran Bretagna o Israele. Penso che sia giunto il momento di accogliere anche l'appello di CDC, che è l'organo internazionale delle pandemie, che dice di utilizzare i test fai da te, e direi che la scuola è un'ottima occasione, un ottimo contesto per avviare questi screening. Tutto questo mentre a 6 giorni dalla campanella il Veneto fa registrare il record assoluto di contagi in 24 ore, 16.602, dato da brividi che va tuttavia calcolato in rapporto all'enorme mole di tamponi fatti ieri, 153.227, e che se rapportato al dicembre 2020 dimostra ancora una volta la potenza dell'arma vaccinale. Vuol dire che c'è alta contagiosità di questa variante, vuol dire che 4 giorni del dicembre 2020 valgono come una giornata di contagiati di oggi, ma soprattutto il fatto che siano molti vaccinati ci permette ancora di avere una gestione degli ospedali assolutamente buona e avere anche mortalità basse rispetto all'anno scorso. 28 decessi nelle ultime 24 ore. 2 anni fa senza vaccino si era arrivati a punte di 10 volte superiori, con molti meno contagi. Se il Veneto resta in giallo è proprio per questo. Area non critica e terapie intensive reggono, anche se con difficoltà. E i grafici della curva dei ricoveri mostrano una tendenza che si spera continui. Di certo c'è una timida flessione, spero che si sia raggiunto un plateau, perché le curve hanno tutto un andamento ben definito. Vaccinare resta dunque l'imperativo, e su questo tema arriva l'ultimo appello di Zaia alle istituzioni: farsi trovare pronti per la quarta dose. Spero che la storia vissuta con la terza dose in Italia, dice, non venga ripetuta per la quarta. Abbiamo perso 1 mese e mezzo a favore degli anziani perché aveva concluso il ciclo di 6 mesi. Visto considerato che se già abbiamo paesi europei che programmano la quarta dose, o quantomeno stanno parlando di programmare la quarta dose per febbraio, ci sia quantomeno anche in Italia una presa di coscienza che febbraio è dopodomani. Presentato dall'assessore Lanzarini il provvedimento con cui la Regione affronta il diffuso problema della mancanza di medici di base nel territorio. Potranno aumentare il massimale degli assistiti, previsto un sostegno economico ad hoc. Abbiamo 500 zone carenti, che vuol dire che quindi mancano 500 medici di base in 500 comuni. Di fronte a questo scenario, con una delibera di giunta, la Regione rende organico in tutte le ULSS il provvedimento che consente ai medici di base di aumentare in via volontaria e temporanea il massimale di assistiti, prevedendo contemporaneamente anche un sostegno economico. Abbiamo la possibilità di alzare da 1500 a 1800 e riconosciamo un tanto ad assistito per quanto riguarda i collaboratori di studio, per
aiutarli ad avere più assistiti. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 dicembre. Ai medici che aderiranno verrà riconosciuta un'indennità per il collaboratore amministrativo di studio fino a 2 euro per assistito, che si sommano ai 3,50 euro per paziente già previsti. Non è la mancanza di professionisti a impedire alla Regione di coprire i posti scoperti. In graduatoria ce ne sono 600 e altri 400 saranno formati per il 2023. Non riusciamo a coprire le zone carenti perché i medici oggi possono anche scegliere di non andare in quella zona carente perché hanno altri incarichi. Il resto l'ha fatto la pandemia occupandone le USCA. Altri 400 medici che a emergenza finita potranno essere reimpiegati negli studi di paese. L'altro fronte è quello della continuità assistenziale, le cosiddette guardie mediche. Anche qui mancano medici, una carenza di medici, ma anche perché ci sono oggi gli incarichi delle USCA, ci sono altri incarichi. Allora abbiamo portato l'incarico della continuità assistenziale alla stessa tariffa dell'incarico di USCA. Prenderebbe 23 euro ora, con le USCA prendono 40 euro l'ora. Abbiamo portato questi incarichi la possibilità ad aumentarli fino a 40 euro l'ora. Per ora, secondo la Regione, non c'era altra strada. Il provvedimento peserà sul bilancio annuale per 52 milioni di euro. Non è la soluzione, cioè qui c'è veramente bisogno di una soluzione drastica ed è la discussione che è in itinere con il governo, con il ministro Speranza in questo momento. C'è un cambio radicale della CN all'accordo collettivo nazionale, che è appunto lo strumento principale su cui oggi noi poggiamo e oltre il quale noi non possiamo andare. Per la Speedline è stato fissato il secondo incontro con il Mise venerdì 7 gennaio alle 14 il servizio. La novità proprio che è arrivata ieri sera è la convocazione al Mise per venerdì pomeriggio. Si farà il prossimo 7 gennaio l'incontro forse decisivo per la sorte delle 600 famiglie della Speedline. Da giorni i lavoratori davanti alla fabbrica hanno atteso con ansia la fatidica data della seconda convocazione del gruppo Ronald al Ministero dello Sviluppo. Noi speriamo veramente che ci sia una svolta, altrimenti qua non so dove andremo a finire sinceramente. I dipendenti continuano il presidio da oltre un mese, hanno trascorso le feste nel tendone davanti allo stabilimento di Santa Maria di Sala. Nonostante la natività e l'inizio dell'anno abbiano un sapore amaro, l'ansia e la tensione non gli hanno impedito di allestire gli alberi di Natale. L'umore lo si legge anche negli addobbi. Sempre in tensione, sempre col pensiero che questi prossimi incontri al Ministero vadano a buon fine per noi operai. A tirargli su di morale il pensiero di un imprenditore con i suoi dipendenti. Sono arrivati anche dei doni. È arrivato un furgone della ditta Semenzato che ci ha scaricato quasi 100 pacchi di pancarè per le famiglie dei ragazzi del presidio. È stato un dono graditissimo e inaspettato. Il 16 dicembre scorso il CEO del gruppo svizzero Oliver Brauner ha deciso di sospendere momentaneamente la chiusura e il trasferimento della fabbrica di Cerchioni in Lega dopo l'incontro con il Mise, dove aveva parlato di un bilancio in perdita per 23 milioni di euro. Ma va sempre visto nel contesto del Covid, va visto nel contesto comunque di una crisi di tutto il settore dell'automotive. Ora il confronto con le istituzioni ha come obiettivo la revoca dell'atto di chiusura della Speedline. Speriamo che la proprietà finalmente si decida a cambiare idea e ragionare in maniera concreta. Noi vogliamo difendere questa azienda, vogliamo che la Speedline resti a Santa Maria di Sala, che il lavoro resti qua, che siano tutelati tutti i posti di lavoro, gli asset industriali, il layout deve rimanere qui e noi lo difenderemo con la lotta. Speriamo che quest'anno nuovo ci porti un minimo di speranza e fatti concreti. Il passaggio della perturbazione sull'Italia prevista da domani comporterà il possibile ritorno dell'acqua alta sulla laguna di Venezia, lo indicano i modelli elaborati dal tavolo tecnico per le previsioni del centro mare del comune CNR. È previsto un forte abbassamento della pressione atmosferica al suolo con conseguenti venti di scirocco lungo l'Adriatico fino alle prime ore del pomeriggio, intensi venti da nord che interesseranno tutta la costa veneziana. L'indicazione è di possibile livello di 105-115 centimetri di marea alle 11:40 di domani.
E al via da domani i saldi invernali sugli acquisti, pesano l'ombra di Omicron e la bulimia di promozioni di Natale. Da domani iniziano i saldi, c'è ottimismo? Sì, c'è ottimismo. L'indagine recente che abbiamo fatto ci dice che i commercianti sono fiduciosi sull'andamento dei saldi, anche se la pandemia e l'accentuarsi di Omicron in questi ultimi giorni sta un po' mettendo in discussione il buon esito dei saldi, ma siamo fiduciosi perché l'andamento della campagna vaccinale ci sta dando fiducia. Per la prima volta i saldi iniziano non durante un weekend, ma in un giorno infrasettimanale importante, la vigilia della Befana. Fino al 28 febbraio i negozianti confidano di potersi rifare delle perdite dovute alla pandemia. Si fanno i primi conti. Secondo la Confesercenti, oltre 4 veneti su 10 acquisteranno uno o più prodotti per una spesa media di 150 euro a persona, superiore rispetto all'anno scorso, ma i numeri sono ancora lontani da quelli pre-crisi in occasione dei saldi invernali del gennaio 2019. Scarpe, maglieria e capispalla, gli acquisti più desiderati. Io scarpe, solite cose che comprano le donne. Vestiti e accessori per la casa magari. Si rafforza invece la tendenza all'acquisto di impulso in base alle offerte. Ma io prendo sempre qualcosa, c'è sempre qualcosa in saldo, c'è sempre qualche saldo. Nonostante il clima di fiducia che spinge agli acquisti per i commercianti, il recupero è lontano, pesano l'ombra di Omicron e la bulimia di promozioni di Natale. L'indagine di Confesercenti su un campione di consumatori conferma che i negozi reali sono i più scelti, ma cresce il web. I tasti dolenti per Confesercenti dunque non mancano. Sono anni che noi diciamo che i saldi dovrebbero essere posticipati di almeno un mese. La nota coreografa inglese Caroline Smith a Mestre nei giorni scorsi nella veste di testimonial nella lotta a ogni forma di violenza contro le donne. Allora, oggi sono a Mestre, all'ospedale Villa Salus. Allora, non è 25 novembre. La panchina rossa intitolata a suo nome, segno del suo personale impegno contro la violenza sulle donne. Caroline Smith, la nota coreografa e ballerina inglese, testimonial speciale nell'ospedale Mistrino. Ricorda come ogni giorno sia quello giusto per combattere ogni forma di violenza fisica e psicologica contro noi donne. Come qualsiasi altra giornata durante l'anno, e voglio parlare della violenza contro le donne. Cioè, in pratica non si può soltanto ricordare un giorno tutto l'anno, è tutti i giorni, che purtroppo succede ogni giorno. Allora, non è una situazione tanto facile e lo so che tante donne hanno veramente paura di denunciare. Parlare, abbattere il muro del silenzio e del timore di essere giudicate, non avere paura, denunciare il proprio aguzzino dentro come fuori le mura domestiche, il suo forte ed energico appello, rivolto a quante ragazze, madri, studentesse, donne giovani e meno giovani fino ad ora hanno taciuto soprusi e violenze. Però io vi chiedo una cosa. Denunciate, avere il coraggio, parla con qualcuno, almeno che qualcuno che può stare a fianco a voi, che potete andare a denunciare la persona che sta facendo questa violenza. È una cosa che tu vali tanto e tu devi vivere come si deve. Tendere la mano e aiutare chi da sola non ce la fa ad uscire dal buio di botte e violenze. Prendi il telefono in mano, qualsiasi cosa, ma facciamo parlare e facciamo denunciare. Mi raccomando. Ed ora siamo alla nostra rubrica Il tuo presepe. Voi telespettatori potrete raccontare con le immagini la vostra creazione. Manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp al numero 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Specificate il vostro nome, cognome, il vostro comune di residenza. Potete anche registrare i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. E questa era la nostra ultima notizia e vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.
Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. L'anticiclone che negli ultimi giorni ha portato stabilità atmosferica viene smantellato dall'ingresso di un fronte atlantico. Cambia dunque il tempo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 5 gennaio. Sul Veneto peggiora il contesto meteorologico, molte nubi, al mattino poi qualche pioggia sui settori nord-occidentali, più asciutto invece altrove. Col passare delle ore precipitazioni via via più diffuse e localmente anche intense. Quota neve in calo fino a 1300 metri sulle Prealpi, a 900-1200 metri sulle Dolomiti. Temperature ancora stazionarie, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime in aumento sui 6-11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, avremo rovesci un po' ovunque come vediamo e saranno anche intensi, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 9-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove la perturbazione appunto non risparmia nemmeno la nostra regione. Pioverà per tutto il giorno, qualche fiocco di neve sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.